Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Incidente stradale a Giarre lungo la strada statale 114 tra Trepunti e San Leonardello. A scontrarsi 4 auto ed un furgone. È rimasto ferito un cinquantenne che è stato trasportato all'ospedale di Acireale per gli accertamenti medici. Investe volontariamente con l'auto il vicino di casa, poi scende dal veicolo e lo colpisce ripetutamente alla testa. È accaduto a Menfi, in provincia di Agrigento. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Sciacca, le cause del gesto sono ancora sconosciute. Accerchiati e picchiati 6 giovani da un branco di bulli a Palermo. Durante l'aggressione a sfondo omofobo nessuno sarebbe intervenuto per cercare di proteggere le vittime. Sono in corso le indagini per individuare gli aggressori. Sequestrati oltre 4.000 prodotti elettronici, presumibilmente contraffatti, rinvenuti all'interno di un esercizio commerciale a Palermo. I finanzieri hanno segnalato alla locale procura della Repubblica il titolare dell'esercizio commerciale. L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente chiederà ufficialmente all'amministrazione di Palermo di trovare uno spazio in Piazza Croci dove poter installare un monumento dedicato al cane Aaron, bruciato vivo lo scorso 8 gennaio dal suo padrone. Vuole essere un atto per dire no in maniera visibile alla violenza sugli animali. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.